Buone notizie in casa Atalanta, è guarito infatti dal coronavirus Marco Sportiello, portiere del club bergamasco. Dopo un mese e mezzo il giocatore ha potuto quindi festeggiare con questa gioia il suo 28° compleanno. L'Atalanta, scrive il club, informa che Sportiello, sottoposto a 2 tamponi consecutivi nell'arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l'attività fisica individuale. Sportiello era risultato positivo il 20 marzo. Non è ancora rientrato in Italia Gonzalo Higuaín, atteso anche lui a Torino per riprendere gli allenamenti con la Juventus. Il pipita in questo momento si trova in Argentina per stare accanto alla madre malata. Qualcuno però ipotizza possa cambiare maglia restando in patria per giocare nel River Plate. A smentire però questa voce il padre del giocatore, che in un'intervista ha specificato: ha ancora un anno di contratto con la Juve e lo vuole rispettare. Non voglio neanche parlarne adesso perché per il momento si tratta soltanto di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino e un giocatore come mio figlio non può tornare per il momento a River, ha chiarito Papà Jorge. Dries Mertens compie 33 anni e dovrà a breve decidere del proprio futuro. L'attaccante belga del Napoli ha ricevuto a inizio marzo la proposta di rinnovo a 2 milioni di euro alla firma, 4 milioni e mezzo netti per le prossime 2 stagioni, poi una serie di bonus da 500.000 tra gol segnati, qualificazioni in Champions ed eventualmente scudetto, in totale 12 milioni netti. Mertens per il momento sta valutando, combattuto anche dalla corte di diversi club europei. All'estero infatti il Monaco ha provato a corteggiarlo insieme al Newcastle, mentre in Italia Milan e l'Inter si sarebbero messi in fila. Attenzione però alla tentazione Chelsea, che ha espresso apprezzamenti per Mertens e sarebbe una possibilità importante per la carriera del giocatore. Potrebbe esserci il Newcastle nel futuro di Massimiliano Allegri. Il club inglese è più che mai ambizioso e da tempo nel mirino del milionario Henry Maurice, che lo contende al principe saudita Mohammed bin Salman per una cifra che oscilla tra i 300 e i 400 milioni di euro. Per il posto di allenatore la prima scelta è Mauricio Pochettino, vice campione d'Europa la scorsa stagione col Tottenham. In alternativa è circolato il nome di Massimiliano Allegri, che porterebbe in Inghilterra il cileno Arturo Vidal, già allenato alla Juventus.